Milano Cortina. È fatta. Il voto di Losanna apre ufficialmente il sogno di Cortina Milano. Vince il dossier migliore, vince la sostenibilità, vince l'appoggio della gente e vince una candidatura che pone l'accento sulla sua multiforme offerta. Alle 18 l'annuncio atteso da oltre un anno, il percorso iniziato con quella che sembrava un'impresa impossibile, almeno all'inizio. In mattinata c'era stata la presentazione tecnica a porte chiuse, poi alle 13.50 voci, parole e immagini della delegazione svedese, per poi cedere il passo all'Italia. Da Antonio Rossi a Diana Bianchedi, tanti campioni dei cinque cerchi, sul palco il duetto Zaia Sala. Il governatore del Veneto e il sindaco di Milano fianco a fianco spiegano in inglese. Abbiamo preparato giochi sostenibili sul piano ambientale. 20.000 volontari sono già pronti in nessuna città, il nostro stesso consenso popolare. Sarà un enorme privilegio poter rappresentare al mondo un patrimonio dell'UNESCO come le Dolomiti. I giochi grande occasione che daranno opportunità al nostro territorio. E poi il Premier Conte che sottolinea: il nostro progetto ha l'ambizione di dar vita a un'Olimpiade che coniughi sport, storia, cultura e innovazione, in coerenza con i valori che ispirano la Carta Olimpica. Sono gli stessi valori che vorremmo continuare a insegnare alle generazioni più giovani, coinvolgendo le istituzioni scolastiche in un programma nazionale di formazione che educhi ai principi come il rispetto dell'altro, la solidarietà, la correttezza, la responsabilità. Ciliegina sulla torta il videomessaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che dice: in un teatro alpino di straordinaria bellezza, l'Italia, con la sua antica tradizione di ospitalità, è pronta ad accogliervi. Un grande entusiasmo farà sentire a casa propria tutti gli atleti e gli spettatori che interverranno, confermando lo sport come veicolo di amicizia, di pace e di fratellanza tra i popoli. Intanto scorrono le immagini di una candidatura che non ha eguali e che alla fine convince i membri del CIO. Da Losanna il verdetto fa scrivere una nuova pagina di storia.